i costi di produzione sono aumentati, il valore del prezzo del latte è diminuito e quindi questa è una gravità importante che per le nostre aziende agricole è una situazione di crisi. Lancia l'allarme il direttore della CIA Veneta, Maurizio Antonini. Nella nostra regione sono 1700 le stalle con almeno 10 capi che producono latte, 400 di queste si trovano nell'Alta Padovana. I costi stanno superando i ricavi, tanto che alcune cooperative che gestiscono la compravendita del latte sono arrivate a chiedere agli allevamenti di produrne meno. Non sono delle fabbriche, ma sono anche aziende agricole, imprenditori agricoli importanti che hanno fatto investimenti importanti per portare su il valore della loro qualità, del loro latte. Oggi, a fine mese, le aziende agricole devono pagare i mutui e quindi hanno necessità di avere finanziabilità. Oggi questa viene meno e quindi noi dobbiamo intervenire immediatamente per dare finanziabilità alle aziende agricole per la sopravvivenza di queste aziende agricole nel territorio. Il Veneto produce il 10% del latte italiano, una produzione di 1.200.000 ettolitri l'anno, un comparto che la politica deve tutelare. Due cose chiediamo alla politica: aprire il tavolo di confronto e soprattutto aprire la possibilità di una crisi di mercato e quindi di intervenire a livello finanziario alle aziende agricole. L'altro elemento importante che noi dobbiamo intervenire a livello nazionale è quello della riduzione dei costi di produzione. Oggi i costi di produzione sono aumentati e quindi c'è necessità di intervenire immediatamente su questo.